Allora, si sente? Sì. Allora, buonasera a tutti, riprendiamo. Anzitutto un sentito ringraziamento alle istituzioni che hanno promosso questo seminario che, come dire, a giudicare dai risultati e da quanto abbiamo ascoltato nella prima sessione dei nostri lavori, conferma le aspettative che le istituzioni proponenti, anche attraverso il comitato scientifico, avevano riposto in questo incontro. E di questo ringrazio ancora il Presidente Carlino e il Presidente Ciambetti, anzitutto per la loro presenza oggi qui e per aver promosso questo seminario che appunto si è confermato sinora come un luogo di dibattito vero, di dibattito reale sui problemi che abbiamo preso in esame in questa prima sessione dedicata ai controlli di legittimità e regolarità dei conti e in particolare al giudizio di parifica, che appunto ci ha consentito di favorire l'incontro e il dialogo tra i consigli regionali da un lato e la Corte dei Conti, proprio in piena sintonia con quello che è l'approccio metodologico su cui avevamo riflettuto appunto come comitato scientifico e in quello che è un po' lo spirito del progetto animato da queste istituzioni, che già appunto al secondo appuntamento, in realtà c'è stato un numero zero, così lo abbiamo definito con il Presidente Chiappinelli questa mattina, l'incontro promosso in quell'occasione dalla sezione regionale Friuli Venezia Giulia della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, e ancora l'anno prima al primo seminario di questa serie, che si conferma, ripeto, un luogo reale di dibattito e di confronto fra le istituzioni. Nella prima sessione abbiamo visto che il seminario, la formula seminariale nel suo approccio metodologico e nell'interpretazione che i relatori e coloro i quali hanno partecipato hanno dato a questo seminario è un luogo veramente appunto di confronto non solo proficuo ma effettivo, è talmente effettivo che noi abbiamo ascoltato in questa prima sessione le voci diverse dei rappresentanti delle regioni, dei rappresentanti della Corte dei Conti, con risultati particolarmente significativi, tutt'altro che formali, ma appunto legati ad affrontare, con l'approccio che ho richiamato, i problemi che gli istituti giuridici di cui abbiamo parlato sinora comportano. Risultati talmente poco formali, direi a tratti quasi sorprendenti, lo dico in senso positivo, per sottolineare come l'approccio metodologico di questo seminario conduca a un confronto reale. Noi abbiamo ascoltato, ad esempio, la Presidente Locci e il consigliere Fusaro, che hanno valorizzato gli aspetti, fra l'altro, anche collaborativi della parifica e dei controlli preventivi successivi e sulla copertura che ruotano attorno al momento del giudizio di parificazione, come dire, quindi offrendo una sponda significativa di riflessione ai consigli regionali e alle regioni. Dall'altro lato abbiamo sentito il dottor Torturiello e il dottor Pessina, che con un approccio completamente diverso, il dottor Torturiello più da, lui stesso lo ha detto, economista che da giurista, e il dottor Pessina proponendo dei raffinati argomenti giuridici nell'inquadrare il giudizio di parificazione, comunque esponenti entrambi di spicco del mondo delle regioni, che ci hanno invece detto di avvertire comunque, a prescindere dalla natura del giudizio di parifica, controllo, giurisdizione, l'esigenza di rafforzare le garanzie nel procedimento di parifica, prendendo atto degli effetti cogenti e conformativi sulla regione, al punto tale da dire
andiamo comunque verso un processo di giurisdizionalizzazione ed è necessario rafforzare le garanzie nel procedimento, a garanzia anche della posizione delle regioni, e quindi questo mi pare quasi come dire, significativo, quasi oserei dire come una battuta, un po' un ribaltamento delle parti, i rappresentanti della Corte dei Conti che dicono c'è anche il momento collaborativo e ci deve essere, i rappresentanti delle regioni che dicono noi avvertiamo il processo di giurisdizionalizzazione dei controlli di legittimità, di regolarità dei conti, in particolare della parifica, intesi come procedimenti rivolti all'accertamento di un fatto giuridico-contabile rispetto all'applicazione di rigorosi parametri normativi, e quindi chiediamo più garanzie in questo procedimento senza chiedere il rafforzamento del momento collaborativo. Mi è parso questo un risultato tanto significativo nel confronto che si è svolto nella prima sessione quanto a tratti sorprendente. Vediamo adesso di entrare nel vivo della seconda sessione, che è dedicata all'altro versante dei controlli sulla finanza territoriale, in particolare sulla finanza regionale, il controllo sulla gestione, i controlli concomitanti, la variegata e articolata congerie di tipologie di controlli che la Corte dei Conti svolge sulla finanza territoriale, oltre al procedimento di parifica di cui abbiamo parlato stamane, e vedremo se ci saranno risultati altrettanto significativi e sorprendenti come quelli di cui abbiamo ascoltato oggi. Quindi senza sottrarre altro tempo ai relatori, ringraziandoli ancora della partecipazione, do subito la parola alla professoressa Elisa Cavasino, che insegna diritto costituzionale all'Università degli Studi di Palermo, per la prima relazione e l'inquadramento del tema. Mi sentite? Sì. Allora, grazie anche da parte mia agli organizzatori del convegno, anche per l'ospitalità, grazie al presidente di questa sessione pomeridiana per l'invito e per avermi ceduto la parola. Il tema ovviamente dei controlli nel sistema delle autonomie e soprattutto del ruolo della Corte dei Conti, a mio parere, come dire, costituisce una componente nella costruzione e nel funzionamento del sistema delle garanzie della legalità finanziaria, e allo stesso tempo diciamo che deve assicurare la tutela delle autonomie. Ora, nel dibattito sui controlli è noto che alcuni fili rossi un po' come dire, lo attraversano. Tra questi, diciamo, ne segnalerei in particolare due che sono appunto stati oggetto di ampie riflessioni e profonde riflessioni da parte della dottrina. Il primo appunto riguarda il versante tutela delle autonomie e dunque l'esigenza di superare un modello di controllo, come dire, centrato un po' sulla coamministrazione, che non era assolutamente in linea con il quadro costituzionale del 48, e dunque in questo contesto sono state sviluppate anche delle riflessioni sia sui parametri costituzionali che riguardavano il controllo, in particolare il vecchio testo dell'articolo 125 e l'articolo 130 e il testo dell'articolo 100 della Costituzione sull'ausiliarietà della Corte dei Conti. Direi che su questo versante appunto cosa possiamo recuperare? Possiamo recuperare della dottrina soprattutto l'esigenza, e anche dalla giurisprudenza costituzionale direi costante dagli anni 80 in avanti, che i controlli, proprio per garantire efficace tutela alle autonomie e alla legalità finanziaria, devono avere un fondamento costituzionale, e in particolare i parametri costituzionali più costantemente evocati dalla dottrina sono stati l'articolo 97, comma primo, e 119 della Costituzione. Ma a questo proposito, e richiamo l'introduzione del Presidente Carlini stamattina, sempre anche in alcuni studi è emersa già prima, diciamo, delle revisioni costituzionali del 2001 e del 2012 l'esigenza che questo tipo di controlli garantisca come dire, la tutela anche di quello che noi oggi chiamiamo bilancio come bene pubblico, e dunque della democrazia, trasparenza, della corretta spendita di risorse che a carico della collettività.
Dunque sono stati richiamati come fondamento e come parametri per ricostruire lo statuto dei controlli anche gli articoli 23 e 53 della Costituzione, l'articolo 1 e l'articolo 5. Penso in particolare agli studi del professore Corso, in un volume molto bello pubblicato poi nel 95, appena dopo la riforma della legge 94, ma che raccoglieva gli atti di un convegno che si era svolto prima della riforma del 94, in cui si dibatteva anche dell'eventuale revisione dell'articolo 100. Devo dire che a questo proposito le considerazioni di questo pomeriggio sul tema leale collaborazione, e non dobbiamo equivocare l'uso di questa espressione quando poi parliamo dei controlli collaborativi, mi sembrano piuttosto rilevanti, appropriate, soprattutto rinvio appunto alle considerazioni del professor Cecchietti. Poi il secondo filo rosso del quale vorrei un po' occuparmi riguarda il tema dei controlli sulla spesa e della giustiziabilità della Costituzione, quindi il versante tutela della legalità costituzionale. Allora, a questo riguardo io sottolineo che lo statuto giuridico dei controlli, come si è evoluto nel tempo e direi soprattutto a valle della revisione costituzionale del 2012, oggi garantisce una effettiva giustiziabilità, di tutti i parametri costituzionali della Costituzione finanziaria. Quindi noi, quando parliamo anche di eventuali proposte di riforma di questo quadro legislativo sui controlli, dobbiamo avere la consapevolezza che andremo ad incidere su un'importante, o direi oggi una importante via d'accesso alla giustizia costituzionale per quanto riguarda l'effettività dei parametri della Costituzione finanziaria, perché sappiamo tutti cosa ci consegna la giurisprudenza costituzionale di questi ultimi anni la nozione di giudice e di giudizio per quanto riguarda l'accesso in via incidentale da parte della Corte dei Conti come nell'esercizio delle funzioni di controllo. Poi a questi due filoni direi classici di riflessione io ne aggiungerei un terzo, che riguarda il tipo e i parametri dei controlli nel contesto di una decisione di spesa che ormai è di carattere euronazionale. Quindi da questo punto di vista andrebbe sottolineato e richiamato, come proverò a fare, da un lato che lo statuto dei controlli oggi non può prescindere dal quadro dei vincoli di bilancio sovranazionali e non a caso è stato profondamente riformato a valle del processo di attuazione del patto di stabilità e crescita, delle sue varie versioni, nel senso del rafforzamento dei poteri di controllo esterni, obiettivi e neutrali della Corte dei Conti, con in particolare il decreto legge 174 del 2012 e la legge rinforzata sempre la legge rinforzata del 2012 e mi riferisco in particolare all'articolo 20, 9 e 13 della stessa legge. A questo riguardo appunto la giurisprudenza costituzionale su questi nuovi parametri costituzionali e la disciplina di attuazione, come ha detto il professor Cecchetti, costituisce in effetti un vero e proprio blocco di costituzionalità finanziaria e tutta una serie di disposizioni costituzionali dunque oggi hanno un rilievo direi più forte forse che in passato nella definizione dei controlli. Non vorrei fare l'elenco dei vari parametri, ma già in gran parte li ho evocati. Aggiungo che a quelli già evocati vanno, oltre a quelli vanno richiamati l'articolo 11, 117 dunque primo comma della Costituzione. Da questa giurisprudenza costituzionale, abbiamo già detto più volte, emerge che il controllo ha una natura, anche di carattere strumentale nell'assicurare effettività, ripeto, al principio di trasparenza delle decisioni finanziarie e dunque effettiva responsabilità di mandato per l'uso delle risorse pubbliche. Dall'altro lato, però, dobbiamo introdurre un po' un aspetto, di novità che riguarda, non so fino a che punto, perché mi sembra che sia una materia un po' in cui carsicamente ritornano dei paradigmi, che a volte poi vanno un po' in immersione e poi riemergono. Dall'altro, quindi, le recenti tendenze della legislazione, quelle più recenti, quindi derivanti dall'emergenza Covid e dalla necessità di assicurare la ripresa, ma dobbiamo assicurare anche la resilienza, non dobbiamo dimenticarcelo, del sistema
economico, sociale e istituzionale. Insisto molto sulla resilienza. Le recenti tendenze della legislazione. Allora, cosa notiamo nel biennio, diciamo, 2020-2021? Un tentativo da parte del legislatore di incidere in modo più o meno profondo sui parametri legislativi che riguardano l'esercizio del controllo di legittimità e regolarità, per attenuare i vincoli normativi che più direttamente assicurano il buon funzionamento del circuito della responsabilità politica per l'azione di governo delle finanze. Poi abbiamo una valorizzazione dei controlli modellati sull'archetipo dell'articolo 3 della legge 20 del 94. Terzo, io vedo delle soluzioni tampone, diciamo, sull'emergenza, gli effetti che ha avuto l'emergenza sulla crisi finanziaria degli enti locali, particolarmente laddove soprattutto questa crisi diventa, direi, sistemica. Per esempio penso alla regione siciliana, anche alla recente, a parte la questione, diciamo, su cui si è parlato poco fa, per esempio all'uso delle norme di attuazione dello statuto regionale in questa materia, che presenta anche degli aspetti, come dire, di novità e forse pure un po' problematici, ma su questo non mi vorrei soffermare in particolare. Dunque il dato di partenza qual è? Abbiamo davanti a noi un quadro legislativo che ci restituisce quello che Berti, già appunto in quel volume sempre del 95, chiamava un po' il polimorfismo dei controlli. E dunque si continuano a confrontare due grandi tesi sulla natura dei controlli. La prima, che un po' sono emerse anche oggi con riferimento alla parificazione, che tra l'altro è un caso a sé, poi direi. Comunque, quelle tesi che un po' ritengono che il modello costituzionale, l'articolo 100, come dire, ottocentesco, laddove interpretato, come dire, in quella, alla luce dell'esperienza precedente, sia da superare, e dunque i controlli prevalentemente dovrebbero essere controlli volti ad assicurare il buon funzionamento di un modello di amministrazione, quindi quindi il fulcro sarebbe il principio del buon andamento, l'articolo 97 della Costituzione, e secondo questa linea quindi questa funzione dovrebbe essere tendenzialmente una funzione, diciamo, in cui si manifesta una forte commistione tra parametri giuridici e non giuridici, diciamo così, del controllo. Però da questo punto di vista la giurisprudenza costituzionale mi sembra abbastanza ferma nel ritenere, direi già nella 29 del 95, ma anche nella 470 del 97, la sentenza Vari, che questo tipo di controlli non possono essere ricollegati all'articolo 100 della Costituzione, ma costituiscono espressione della discrezionalità del legislatore ordinario, e dunque questo fondamento di questo tipo di controlli è il 97 della Costituzione. Dall'altro abbiamo delle tesi sul controllo, personalmente, diciamo, per me molto affascinanti, molto interessanti, suggestive, che individuano lo statuto della funzione di controllo sempre alla luce di quel complesso di parametri costituzionali e ci restituiscono un'innovativa lettura dell'ausiliarietà della Corte dei Conti. Mi riferisco in particolare agli studi risalenti di Sandulli del 79, Benvenuti del 91, anche Guido Corso nel volume citato. Qui ausiliarità non significa più rapporto fra organi, e su questo insiste in particolare Benvenuti, e non è possibile ritenere che il controllo sia partecipazione a funzioni che svolgono altri organi, quindi coamministrazione. La Corte dei Conti, ci ricorda Sandulli, è in una posizione costituzionale che le assicura la qualificazione di potere dello Stato, e che i magistrati della Corte dei Conti sono in una posizione di indipendenza, con tutte anche le discussioni sulla, come dire, effettiva tutela dell'indipendenza del magistrato della Corte dei Conti, ma già Sandulli diceva, già sulla base dell'articolo 100 noi la possiamo sostenere con forza questa tesi, e poi si può anche sostenere ragionando sul 108 della Costituzione o anche sul 101, dunque quando il magistrato svolge questa funzione applica i parametri legali.
Inoltre, sempre sul versante tutela delle autonomie, questa funzione può essere compatibile con questo quadro costituzionale in cui abbiamo uno statuto costituzionale delle autonomie territoriali, se è neutra, assolutamente neutrale, obiettiva, e se si avvicina più che allontanarsi dall'attività giurisdizionale. Quindi più si avvicina al carattere dell'attività giurisdizionale e si allontana da quella attività di carattere amministrativo, più è compatibile con la tutela delle autonomie. Questa è una tesi, diciamo, sostenuta in particolare con forza da Feliciano Benvenuti. Dunque, allora, da questo punto di vista, sebbene io dovrei occupare soprattutto dei controlli che non sono di legittimità e regolarità, consentitemi di spendere qualche parola su questi, perché questi sono effettivamente quelli che ci possono consentire di far funzionare il sistema di garanzie costituzionali e soprattutto richiamando quel terzo filo rosso del controllo come strumento anche di inveramento, di attuazione dei vincoli di bilancio europei, e quindi controlli inseriti in un processo di decisione sulla spesa euronazionale. Direi che dovremmo sottovalutare anche una riflessione, diciamo, o dovremmo aprirla una riflessione sulla portata precettiva che ha il regolamento 2020-2092 dell'Unione Europea sulla garanzia dello Stato di diritto, quando noi ragioniamo un po' anche sullo statuto dei controlli in attuazione del quadro finanziario pluriennale. Dunque, la Corte Costituzionale è stata più volte evocata questo pomeriggio, questa mattina anche, e abbiamo una giurisprudenza, il famoso blocco di costituzionalità, che appunto ormai aggancia l'ausiliarietà agli articoli 100 e 119 della Costituzione, a partire dalla sentenza 179 del 2007, quindi da un'interpretazione dell'articolo 100 alla luce del nuovo testo, del riformato testo dell'articolo 119, e sui controlli di legalità e regolarità ci dice che non sono controlli statici ma dinamici, che servono ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio, che sono strutturalmente collegati a vincoli di bilancio aerocostituzionale e dunque il parametro che li fonda è anche il 117 primo comma, e che sono garanzia del bilancio come bene pubblico delle autonomie, e soprattutto che aprono la via d'accesso al giudizio di costituzionalità in via incidentale, recuperando la tesi di Sandulli che ho evocato prima. Ora, per citare qualche sentenza, oltre alla più volte richiamata 60, anche la 39 e la 40 del 2014. Questo ripeto, quindi da un lato questi controlli di legittimità e regolarità, ricordiamoci che se li intacchiamo andiamo a incidere sul canale di accesso in via incidentale alla Corte dei Conti, con tutte le conseguenze che questo può avere sulla effettiva giustiziabilità della Costituzione finanziaria. Dall'altro che quell'altro genus dei controlli è fondato su, come dire, ricollegabile ad altri parametri costituzionali, e su di esso la discrezionalità legislativa appare essere più ampia. A questo punto, quadro finanziario pluriennale e piano nazionale di ripresa e resilienza, sono nei tempi o mi sto dilungando troppo? Sono già fuori? Pochi minuti su questo, perché appunto il tema è come contemperare quindi questo polimorfismo dei controlli, questi controlli non di legittimità e regolarità, come dire, si innestano in questo sistema in cui anche il legislatore sembra valorizzare un po' di più il ruolo del MEF e delle ragionerie. La Corte dei Conti che posizione dovrebbe assumere in questo contesto? Allora, l'idea sarebbe un po' quella che già il professor Rivosecchi ha, mi scusi professore se lo cito, ma spero di citarlo correttamente, espresso anche in altri, speriamo, però lo devo fare perché è uno dei pochi che l'ha già come dire, sostenute queste tesi,
che non possono, come dire, elidere l'effettività dei controlli di legittimità e regolarità, cioè non possiamo prescindere da quel blocco di costituzionalità e da quel tipo di controlli, ma questi controlli si possono, come dire, affiancare purché non, diciamo, non vadano ad, come dire, non dico sospendere, ma impedire l'esercizio degli altri. Quindi si dovrebbero aggiungersi in qualche modo al puzzle, diciamo, normativo, essere contemperati con quelli di legittimità, regolarità, e comunque c'è un problema da questo punto di vista. Qual è questo raccordo con il MEF, col ruolo che potrà avere il Ministero dell'Economia e delle Finanze sui controlli? Tra l'altro dico anche sul versante della tutela delle autonomie. Dall'altro direi che la sensazione, soprattutto nella legislazione di attuazione, come dire, del recovery, è quella, diciamo, di attribuire alla Corte dei Conti una funzione forse pure diversa, direi, anzi mi sembra pure diversa da quella di controllo, una sorta di funzione consultiva, tentando anche, e cito il recente disegno di legge europea, un articolo del disegno di legge europea, adesso non ricordo, mi sembra il 42, nella versione citata dal Senato, sì, dal Senato 2 giorni fa, quindi questo tornerà poi alla Camera. Insomma, l'idea sarebbe quella di aggiungere anche un'altra funzione, una sorta di Corte dei Conti consulente, però con delle implicazioni anche, diciamo, che impattano sulle funzioni di controllo e soprattutto giurisdizionali. Il che, devo dire, diciamo, mi lascia un po' smarrita, diciamo, nell'inquadrare questo tipo di indirizzo che viene fuori quantomeno dai dibattiti in Parlamento. Per cui questo lo lascerei pure come uno spunto per la riflessione. Non so se ci sarà un dibattito, ne parleremo magari a cena. Se sono rimasta nei tempi, direi che posso anche... ho ancora 5 minuti. Ok, ho qualche altro non ce la facciamo. Va bene, allora cedo la parola a chi mi segue. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo la professoressa Cavasino. Ringraziamo, dicevo, davvero la professoressa Cavasino, perché è riuscita a fornire un inquadramento sistematico, muovendo dal diverso fondamento costituzionale dei controlli sulla gestione, dei controlli referto da un lato e dei controlli di legittimità e regolarità dei conti dall'altro, e fra l'altro muovendo anche dagli spunti che dottrina risalente nel tempo come Benvenuti e Sandulli, ma sempre attuale, ci consente, come dire, ci consegna una riflessione che oggi si presta ancora ad essere di grande utilità per capire appunto come i controlli sulla gestione siano ancorati a parametri costituzionali a partire dall'articolo 97 della Costituzione, diversi dal controllo sul bilancio, sull'esecuzione del bilancio, sulla sana gestione finanziaria, ancorato invece all'articolo 100 della Costituzione, pur nelle sue diverse declinazioni che il legislatore può sviluppare, e quindi come anche alla luce, guardando all'ultima parte della relazione di Elisa Cavasino, dei controlli sull'impiego delle risorse di derivazione europea, in particolare i controlli sul PNR, ma non solo, perché questo nei decreti legge che si sono susseguiti nel corso di questi mesi è già legislazione vigente, già diritto vigente, che pone l'esigenza, credo che sarà oggetto di dibattito anche domani, di armonizzare i controlli sulla gestione vecchi e nuovi affidati alla Corte dei Conti, ad esempio dal decreto legge 77 del 2021, con i controlli di legittimità, regolarità dei conti che il legislatore e una nutrita giurisprudenza costituzionale ha valorizzato negli ultimi 10 anni. Quindi questo è il tema dell'armonizzazione fra i due controlli, fra le due diverse grandi famiglie, tipologie, tra le tipologie di controlli esterni affidati alla Corte dei Conti, si pone anche
di grande attualità, si pone anche sulle risorse di derivazione europea, così come è interessante guardare all'evoluzione, ultimo spunto della relazione Cavasino, su quelle che sono le tendenze del legislatore di oggi ad affidare, a rafforzare anche questo versante, diciamo così, dell'attività che in senso lato possiamo definire di natura consulenziale e che pone una serie di problemi in ordine al fondamento costituzionale e alla sistematica dei controlli per come li abbiamo conosciuti e per come sono stati valorizzati dal legislatore, dalla giurisprudenza costituzionale e direi anche dalla giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni. Ci sono spunti molto interessanti delle sezioni unite sui temi che ha affrontato Elisa Cavasino, quindi questo è un tema di grande interesse, di grande attualità. Qual è alla luce del diritto vigente il ruolo della Corte dei Conti nel controllo delle risorse di derivazione europea, come armonizzare i diversi controlli affidati alla Corte dei Conti rispetto a queste risorse e come armonizzare questi controlli con i controlli che sono invece affidati alla Ragioneria Generale dello Stato. Questo non è un tema, per tornare all'autonomia regionale, che riguarda soltanto il rapporto tra la Corte dei Conti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma è un tema che riguarda da vicino le regioni e le autonomie territoriali, perché quella natura di carattere neutrale che ha valorizzato la relazione Cavasino e che si desume dalla giurisprudenza ormai consolidata della Corte Costituzionale poggia proprio sul fatto che i controlli sulla finanza territoriale sono affidati a un organo terzo ed imparziale di natura magistratuale e per questo molto spesso, ci ha detto la Corte, conformi a Costituzione anche e soprattutto dal punto di vista delle autonomie territoriali. Quindi è chiaro che nel momento in cui si va a ridefinire il sistema dei controlli sulla finanza territoriale non si può prescindere da queste coordinate della giurisprudenza costituzionale e dal ruolo della Corte dei Conti. Credo che questo potrà essere oggetto del dibattito anche nella giornata di domani. Do ora la parola al consigliere Giancarlo Di Lecce, consigliere della sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti. Grazie. Ringrazio gli organizzatori del convegno per il cortese invito, rivolgo naturalmente un saluto alle autorità, ai colleghi e a tutti i partecipanti a questa interessante iniziativa. Le mie attuali funzioni sono quelle di magistrato in servizio presso la sezione centrale di controllo sulle amministrazioni centrali dello Stato, quindi darò forse una prospettazione diversa ai temi che sono stati affrontati sinora, con particolare riferimento ad un'esperienza di controllo sulla gestione recentissima che ha riguardato il tema dell'inquinamento marino. Quindi passiamo dai profili finanziari ad un profilo gestionale, diciamo, molto concreto e per certi versi molto attuale. Nel mio intervento delineerò i tratti essenziali del controllo sulla gestione, soffermandomi in particolare sul controllo concomitante, questa modalità di controllo che è tornata di particolare attualità con la normativa emergenziale concernente gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. Appunto per passare attraverso questa esperienza concreta di controllo che si è appena conclusa e nell'ultima parte del mio intervento tratteggerò quelle che potrebbero ritenersi le connotazioni peculiari di un controllo sulla gestione efficace e maggiormente rispondente forse alle sfide dei nostri tempi. Allora svolgo alcune considerazioni introduttive intanto sul controllo, relative al controllo sulla gestione. La funzione di controllo sulla gestione, come configurata dall'articolo 3 della legge 20 del 94, consiste nella verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni, nonché del funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Assolve in particolare alla finalità di accertare la rispondenza
dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, nell'ambito di una valutazione comparativa di costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. È un tipo di controllo che vede quali naturali destinatari, da una parte, le assemblee elettive, alle quali riferisce in ordine alla correttezza, efficacia ed efficienza delle gestioni amministrative, ma dall'altra parte vede come interlocutori le amministrazioni pubbliche, e questo al fine di favorire l'attivazione dei processi di autocorrezione a livello organizzativo e gestionale, finalizzati a rendere più efficace ed efficiente la spesa pubblica. È una forma di controllo che, in virtù della espressa previsione recata dall'articolo 3 della legge 20 del 94, può essere svolto anche in corso di esercizio. Sul piano degli effetti, poi, la norma appena richiamata prevede l'obbligo per le amministrazioni di comunicare alla Corte le misure conseguenzialmente adottate, ovvero nel caso in cui le stesse amministrazioni ritengano di non dover ottemperare ai rilievi formulati, di comunicare entro 30 giorni un provvedimento motivato alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Presidenza della Corte dei Conti. La successiva evoluzione di questo quadro normativo vede la valorizzazione del principio della concomitanza, quale modalità operativa ritenuta più idonea ad intercettare tempestivamente le irregolarità e le inerzie ed a prevenire efficacemente situazioni potenzialmente idonee a generare spreco di risorse. Il controllo in corso di esercizio, previsto dalla legge 20 del 94, è stato potenziato e ridefinito sul piano degli effetti dall'articolo 11 della legge 15 del 2009. E questa norma consente alla Corte, anche alle sue articolazioni regionali, a fronte di gravi irregolarità gestionali o di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'esecuzione della realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi o nel trasferimento di fondi, di attivare una procedura di contestazione in contraddittorio con l'amministrazione, che impegna quest'ultima ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti che ostacolano la realizzazione di piani e programmi o l'erogazione di fondi, fatta sempre comunque salva la possibilità per l'organo di vertice competente di adottare un decreto che giustifichi alle assemblee elettive e alla Corte le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi. Successivamente al 2009 il controllo concomitante è divenuto materia di rinnovato interesse, come sappiamo, proprio per effetto del decreto legge 76 del 2020 in materia di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. Le esigenze di celerità nell'attuazione di piani e programmi imposte dalla crisi pandemica hanno indotto il legislatore a rafforzare i presidi di legalità a tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche e, nel caso particolare che trattiamo, non solo mediante un rinvio al controllo concomitante di cui all'articolo 11 della legge 15 del 2009, ma anche con un espresso richiamo alla responsabilità dirigenziale. L'articolo 22 del DL 76/2020 prevede infatti che nell'ambito del controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, l'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi, è comunicato all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21,1 del decreto legislativo 165 del 2001. È difficile prevedere se questa norma troverà effettiva applicazione, dovendosi ipotizzare che all'esito di un controllo sulla gestione di piani, programmi e progetti di rilancio dell'economia emergano ictu oculi delle gravi responsabilità riferite a singole figure dirigenziali. Ma l'aspetto che si coglie sicuramente dalla norma, da questo specifico articolo, ma più in generale dall'intero impianto del DL 76 del 2020, e questo in linea con le tendenze evolutive della normativa più recente, è la responsabilizzazione della dirigenza quale snodo fondamentale per l'attivazione e l'attuazione dei programmi di rilancio dell'economia nazionale. Alla luce del delineato quadro normativo, non sembra irrevocabile indubbio che il controllo concomitante, sia nell'accezione generale prevista dall'articolo 3,4 della legge 20 del 94, che nelle peculiari declinazioni di cui all'articolo 11 della legge 15 2009 e 22 del decreto legge 76 del 2021, debba ritenersi una delle connotazioni più attuali del controllo sulla gestione. Ma arriviamo adesso al controllo sulla gestione nel
PNRR. La disciplina di cui all'articolo 7,7 del decreto legislativo 7721 per quanto riguarda il controllo sulle risorse del PNRR richiama l'articolo 3,4 della legge 20 del 94, precisando che la Corte dei Conti svolge una valutazione di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR, informando il controllo a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei Conti europea e riferendo, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR. Per quanto nella norma non vi sia alcun richiamo al controllo concomitante di cui all'articolo 11 della legge 15 del 2009, ma unicamente una forte accentuazione dei profili della cooperazione e del coordinamento con la Corte dei Conti europea, unitamente alla previsione di uno specifico referto semestrale al Parlamento, è del tutto agevole rilevare che il controllo sull'impiego delle risorse del PNRR avrà le caratteristiche della concomitanza e soprattutto della tempestività. Si prevede al riguardo proprio una relazione semestrale sullo stato di attuazione, caratteristiche che, come già rilevato, costituiscono la cifra, non l'unica, dell'attuale controllo sulla gestione. Ma arriviamo al punto concreto, al caso di cui la sezione centrale della Corte ha avuto modo di occuparsi proprio di recente. È una premessa questa che ci introduce appunto alla descrizione di un'attività di controllo sulla gestione che si è appena conclusa e che ha visto la realizzazione di una proficua sinergia tra la sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni centrali dello Stato e la sezione affari comunitari e internazionali sul tema relativo alla gestione degli interventi nei casi di inquinamento improvviso del mare Adriatico. La relazione del controllo elaborata congiuntamente da queste sezioni è confluita in un parallel audit che la Corte dei Conti ha svolto sul medesimo tema congiuntamente alle istituzioni superiori di controllo di tutti i paesi che si affacciano sul mare Adriatico. Quindi è stato un incontro, un confronto di più istituzioni di controllo, ognuna di queste istituzioni di controllo ha elaborato un audit nazionale e c'è stato alla fine un documento unico che raccoglie il frutto di questa attività. È interessante notare come su talune tematiche, quali ad esempio quella ambientale, i parametri che definiscono gli ambiti soggettivi ed oggettivi dell'attività di controllo cedono il passo rispetto a nuovi criteri. Nel caso in esame, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei meccanismi di prevenzione e gestione delle gravi emergenze ambientali ha riguardato la quasi totalità dei paesi e delle regioni appartenenti alla macroregione adriatico-ionica, che come sappiamo non è un'entità territoriale né amministrativa, ma è una strategia di cooperazione promossa dall'Unione Europea e rivolta a contesti territoriali anche estranei all'Unione Europea, associati da sfide e caratteristiche comuni. Dunque, in questo caso il controllo sulla gestione parte dalla dimensione regionale, perché è chiaro che il tema dell'inquinamento marino riguarda in prima battuta le regioni, attraversa l'ambito nazionale, perché la gestione del sistema è una gestione nazionale, supera i confini nazionali, riguarda un contesto più ampio. Addirittura in questo caso è un contesto che va al di là della stessa Unione Europea, perché ricomprende paesi come l'Albania e il Montenegro che non sono ricompresi nell'Unione, quindi una dimensione veramente ampia di analisi e anche di confronto. Ma del resto ovvie considerazioni ci portano a ritenere che è difficile immaginare che un grave inquinamento marino che si verifichi in Slovenia piuttosto che in Albania possa essere considerato un affare interno a quei paesi, o un affare, per quanto ci riguarda, che riguardi solo delle regioni e non contesti più ampi. Sappiamo che il mare Adriatico, per le sue caratteristiche di bacino semichiuso, connotato da fondali poco profondi, somma ai rischi correlati ad un elevato traffico di navi cisterna, quelli derivanti dalla presenza di numerose piattaforme offshore ed impianti di raffinazione del petrolio. Quindi un incidente potrebbe avere conseguenze gravissime su entrambe le sponde dell'Adriatico. È un problema più ampio che va
affrontato con una metodologia di controllo, in questo caso particolare. Non può essere il controllo regionale, ma nemmeno quello nazionale, quello che viene svolto dalle sezioni centrali, deve necessariamente essere un controllo più esteso, un controllo che abbia una dimensione internazionale. Per renderci conto del tipo di problema di cui abbiamo discusso in quella sede, vorrei dare alcuni dati che sono emersi proprio dal nostro audit nazionale. Qual è il rischio? Il rischio dell'inquinamento che può derivare dalla esplosione, dall'affondamento di queste navi petroliere di grandissime dimensioni. Alcuni dati, sono importanti i dati perché ecco, questa analisi, l'analisi svolta dalla sezione centrale di controllo offre dei dati importanti anche per le regioni che in prima battuta potrebbero essere coinvolti da questo tipo di problemi. Dati molto sintetici. Nel 2019 nel solo porto di Trieste sono state scaricate 42 milioni di tonnellate di greggio. Trieste, molti non lo sanno, ma è il principale approdo del Mediterraneo per questa tipologia di prodotto. Nel medesimo anno 2.676 navi sono approdate nei porti italiani del mare Adriatico, movimentando oltre 13 milioni di tonnellate di petrolio raffinato e più di 2 milioni di tonnellate di prodotti chimici. Tra il 2018 e il 2019 nell'Adriatico si sono verificati 13 incidenti classificati come molto gravi, che avrebbero potuto determinare conseguenze drammatiche sotto il profilo ambientale. Come affrontano le regioni, come affrontano i comuni queste sfide? A tutt'oggi sono poche le regioni che dispongono di attrezzature idonee a contenere e gestire lo spiaggiamento di petrolio o di altre sostanze inquinanti. Del tutto sporadica a livello regionale, provinciale e locale l'attività di formazione del personale amministrativo e dei volontari della protezione civile. I piani provinciali di protezione civile, salvo rare eccezioni, non prevedono scenari di rischio o modelli di intervento per la rimozione di idrocarburi o di altre sostanze tossico-nocive. Un ulteriore dato: su 124 comuni litorani del mare Adriatico sono solo 17 quelli dotati di un piano di intervento per il contenimento e la gestione degli inquinamenti da spiaggiamento da petrolio. È da aggiungere che di questi 17 comuni, 14 comuni sono localizzati in una sola regione. Questo dà idea di quanto il tema debba ritenersi preoccupante e di quanto è importante, diciamo, l'analisi che riesce ad offrire la Corte dei Conti nell'ambito del controllo sulla gestione. Come è stato impostato l'audit? Diamo qualche idea così per rendere un po' più concreta questa particolare, questa peculiare attività. Il fatto che si operasse in sinergia con la sezione affari comunitari ha fatto sì che la nostra stessa sezione abbia dovuto adottare gli standard definiti a livello internazionale. Nella materia dell'audit generalmente si definisce un quesito principale e poi dei quesiti secondari. Il quesito principale è stato concordato tra tutte le istituzioni di controllo e rispondeva a questa domanda precisa: il sistema nazionale di risposta all'emergenza da inquinamento improvviso del mare è efficiente? Una domanda semplicissima ma estremamente concreta, alla quale abbiamo dato una risposta nel nostro audit. Ma le domande erano ancora altre. Il sistema nazionale è adeguatamente disciplinato da norme, regolamenti, direttive e piani operativi? Il sistema nazionale di risposta alle emergenze può ritenersi idoneo a fronteggiare una situazione di inquinamento improvviso del mare? È assicurato l'aggiornamento dei piani di intervento alle migliori prassi internazionali? Esiste ed è operativo un piano di intervento transnazionale per far fronte ad una situazione di grave inquinamento in acque internazionali? Problema immenso se si pensa alla situazione del Golfo di Trieste. Nel giro di pochissime decine di chilometri si incrociano 3 confini nazionali e posso anticipare che non esiste un piano comune per intervenire in quell'area congiuntamente. Quindi c'è da immaginare che in un caso di uno scenario più drammatico confluiscano nella medesima area diverse unità di soccorso senza alcuna forma di coordinamento, e si può immaginare qual è la gravità della situazione che è emersa da questo audit particolare. Ma un'altra domanda molto importante: il sistema nazionale di risposta all'emergenza da inquinamento improvviso del mare trova idonee coperture finanziarie nel bilancio dello Stato?
Anche questo è un tema molto delicato, perché abbiamo accertato nel corso dell'audit che i paesi che stanno dall'altra parte dell'Adriatico non hanno risorse economiche tali da garantire un efficace sistema di contrasto all'inquinamento. Che cosa interessa? Questa esperienza è stata interessante per il confronto internazionale. Il 23 settembre abbiamo presentato a Trieste i risultati di questo audit. È stato bello interessante vedere che i vertici delle istituzioni di controllo, di queste 6 istituzioni superiori di controllo, hanno firmato una dichiarazione congiunta nella quale si è auspicato e si è rivolto appunto questo auspicio di rafforzamento di tutti i sistemi di prevenzione e gestione della risposta agli inquinamenti, si è auspicata l'adozione di un piano comune di risposta alle emergenze e l'avvio di esercitazioni congiunte, ma si è andati ancora oltre. È stata auspicata la costituzione di un comitato permanente per lo sviluppo di progetti focalizzati sulla prevenzione e la risposta all'inquinamento marino nel mare Adriatico. E allora mi avvio verso la conclusione, credo di essere, ce la facciamo? Sì. Ecco, perfetto. Allora, il parallel audit che ha visto una doppia sinergia, abbiamo detto da una parte tra la sezione centrale, amministrazione centrale dello Stato e affari comunitari internazionali, dall'altra con le altre istituzioni superiori di controllo, ha visto quale esito finale un'analisi accurata dell'efficienza dei sistemi di prevenzione e di gestione dell'inquinamento improvviso del mare di ben 6 Stati che condividono il mare Adriatico quale patrimonio ambientale comune. Ma se dovessi indicare al termine di questa esperienza di lavoro le keywords del controllo sulla gestione, ecco, siamo partiti da quella idea iniziale, adesso parliamo di controllo concomitante, ma in realtà controllo concomitante è già presente nella legge del 20 del 94 e devo dire che il controllo concomitante nell'ambito del controllo sulla gestione è quello che si fa nel 99% dei casi. Noi esaminiamo sempre gestioni attive, raramente ci occupiamo di gestioni concluse. Ecco, se dovessi dire quali sono le connotazioni del controllo sulla gestione, abbiamo parlato all'inizio di controllo concomitante come modalità di svolgimento del controllo sulla gestione, caratterizzata dalla vicinanza temporale o dalla contestualità rispetto allo svolgimento di una gestione che forma oggetto di analisi. Dunque non una nuova categoria di controllo, ma una specifica caratterizzazione del controllo in corso di esercizio. Seconda parola chiave, tempestività degli esiti, forse più importante della prima. È utile sottolineare come nella discussione che si è sviluppata sui temi del controllo concomitante non si fa mai riferimento alle forme e ai tempi del controllo concomitante. E del resto la stessa norma di riferimento, l'articolo 11 della legge 15 del 2009, nulla dice a riguardo. Ma se rivolgessimo lo sguardo all'esperienza delle istituzioni superiori di controllo straniere, ci accorgeremo di un approccio diverso, che dedica una specifica attenzione alla tempistica e al format delle relazioni, nella considerazione che analisi attuali, tempestive e sintetiche sono i veicoli indispensabili per assicurare effettività alla funzione di audit. La terza parola chiave è dialettico partecipativo. E questo è il tipo di approccio che il controllo sulla gestione ha con le amministrazioni. In tale ambito il contraddittorio viene inteso quale continuo confronto con le amministrazioni, che ha inizio con l'avvio dell'istruttoria e termina con l'adunanza che precede la deliberazione della relazione conclusiva. Fondamentale dunque nella prospettiva del controllo sulla gestione è l'interlocuzione dialettica con le amministrazioni interessate, nonché con i principali stakeholder, per acquisire elementi importanti ai fini delle valutazioni e delle analisi delle gestioni. Ancora una parola chiave, integrato, è una cosa molto importante. L'esperienza del parallel audit ha evidenziato le potenzialità che possono scaturire dalla collaborazione tra le sezioni di controllo. Va ribadito che le sinergie tra le diverse articolazioni geografiche e settoriali della Corte offrono l'opportunità di un'articolazione del controllo più flessibile, consentendo approfondimenti tematici e analisi fondate
su comparazioni di modelli organizzativi e di intervento. Dunque l'integrazione del controllo è la risposta più efficace che la Corte può mettere in campo di fronte a scenari complessi nei quali il parametro soggettivo dell'ente controllato è recessivo rispetto a quello oggettivo di un programma che può coinvolgere diversi livelli di amministrazione. Talvolta poi l'integrazione dei controlli è una condizione necessaria per svolgere al meglio tale funzione. Ed un esempio molto concreto è quello che traiamo dal parallel audit, di cui abbiamo parlato. La capacità di gestire in modo efficiente un grave inquinamento marino è un tema che involge una competenza regionale, nazionale o internazionale. La risposta che abbiamo ritenuto di dare nell'affrontare un problema che evidentemente interseca tutti i livelli dinanzi indicati è stata quella di un controllo di performance multilivello, realizzato attraverso la sinergia tra le sezioni centrali all'interno di una collaborazione tra istituzioni superiori di controllo. Ancora una parola chiave: dinamico. I mutamenti degli assetti organizzativi e delle procedure adottate dalle amministrazioni impongono alla Corte di adattare le strutture organizzative, le metodologie di analisi e di format di lavoro a tali cambiamenti. Dunque, in parallelo ai processi di innovazione dell'amministrazione, la funzione di controllo sulla gestione dovrebbe assumere un approccio aperto alle sinergie, alla sperimentazione, all'integrazione ed all'apporto che può provenire non solo dal ricco patrimonio di competenze interne che va adeguatamente valorizzato, ma anche dall'accademia, dagli enti di ricerca, dalle authorities e dalla revisione aziendale. Un'ultima parola chiave: propositivo. Il controllo non si riduce all'accertamento delle inefficienze della PA. Le relazioni del controllo sulla gestione accompagnano ai rilievi critici possibili soluzioni sotto forma di osservazioni e raccomandazioni funzionali al miglioramento delle gestioni pubbliche. Per concludere, la Corte oggi si trova ad affrontare nell'attività di controllo sui principali piani, programmi, progetti di rilancio dell'economia nazionale, nonché sull'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie del PNRR, una sfida particolarmente importante, ma al tempo stesso le si presenta un'occasione per la valorizzazione delle proprie competenze interne e per il potenziamento di certe funzioni. Penso al rafforzamento della funzione di monitoraggio, all'introduzione di controlli di tipo selettivo, idonei ad intercettare le criticità gestionali ed a valutare i risultati concretamente realizzati dalle amministrazioni. Dunque una grande responsabilità per la Corte, ma anche una imperdibile opportunità per disegnare l'evoluzione di una funzione che dovrà confrontarsi con scenari complessi, nei quali assumeranno sempre maggiori centralità temi ulteriori rispetto alla verifica della realizzazione dei programmi di spesa, quali ad esempio la qualità dei servizi offerti, la sostenibilità sociale ed ambientale degli interventi e l'impatto delle iniziative finanziate sul medio-lungo periodo. Grazie per l'attenzione. Grazie consigliere, credo che dobbiamo veramente ringraziare il consigliere Di Lecce per questa relazione che ci ha fornito elementi ulteriori di riflessione sul controllo di gestione, sul controllo concomitante nel fondamento e nelle sue più recenti linee evolutive, in particolare la testimonianza in relazione al controllo sulla gestione della prevenzione dell'inquinamento nell'Adriatico mi pare di particolare rilievo per dimostrare come questo controllo sulla gestione, anche qui ci sono spunti interessanti di apertura alla dimensione europea o addirittura, come nel caso che ci è stato illustrato, sovranazionale, contenuti anche nel decreto legge 77 di quest'anno, nella parte in cui prefigura una collaborazione su questi temi del controllo sulla gestione tra Corte dei Conti e Corte dei Conti europea. Certo, diciamo che dal punto di vista dell'autonomia regionale ci si potrebbe interrogare su quelle che possono essere le ricadute dell'estensione del controllo sulla gestione, del controllo concomitante. È vero che quello che ci è stato descritto e quello che è previsto dal decreto legge 77 si riferisce alle sezioni, affida questa funzione alle sezioni centrali, però diciamo così nel rapporto anche con le sezioni regionali ci potranno essere forse delle linee guida, delle indicazioni anche sul controllo sulla gestione
anche per la difficoltà probabilmente di concentrare tutte queste diverse forme di controllo sulla gestione così articolate e variegate solo nelle sezioni centrali. E quanto all'espletamento di queste forme di controllo, è chiaro che il parametro è molto più ampio, si aggancia, direi in senso molto lato, al buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione. Tutte queste forme di controllo sulla gestione, di controllo concomitante, hanno un parametro normativo molto meno definito e certo rispetto alle altre forme di controllo. Spesso fanno riferimento, come era poc'anzi ricordato, ai programmi, agli obiettivi che derivano in larga parte da parametri desumibili da scienze economiche o aziendalistiche, il controllo empirico a cui faceva già riferimento la sentenza 29 del 1995 della Corte Costituzionale. Un parametro quindi che ha un controllo che ha parametri meno definiti dal punto di vista normativo e direi meno certi. Quindi la domanda nel dialogo con le regioni è: come si traduce l'estensione di controlli di questo tipo sull'autonomia regionale? È un controllo più favorevole all'autonomia? È un controllo meno favorevole all'autonomia? Nella sessione precedente i rappresentanti delle istituzioni regionali sembravano dirci: ma noi abbiamo preso atto che da un punto di vista quantitativo le sezioni regionali, almeno dal punto di vista quantitativo, fanno più controllo di legittimità e regolarità che controllo sulla gestione. Tant'è vero che dicono: rafforzate le nostre garanzie nel procedimento di parifica, nei procedimenti relativi ai controlli di legittimità e regolarità dei conti. Il processo che si mette in atto con le norme che sono vigenti da pochi mesi influirà su questo, attrarrà parte del controllo al versante del controllo sulla gestione? Questo è un interrogativo da porsi, anche perché è difficile ricostruire le diverse forme di controllo sulla gestione che vengono di volta in volta introdotti dal legislatore attraverso queste norme intruse, spesso approvate in sede di conversione di decreti legge eterogenee, diciamolo chiaramente, rispetto al contenuto proprio del decreto legge, per cui la ricostruzione è molto difficile di qual è oggi il sistema dei controlli concomitanti affidati alla Corte dei Conti. È stato evocato prima il controllo concomitante previsto dall'articolo 22 del decreto legge 76 del 2020, anche questo inserito un po' così, diciamo, nelle varie normette che sono intervenute nel primo decreto legge semplificazione. Ed è stato ricordato come la Corte dei Conti sia coinvolta nell'accertamento delle eventuali disfunzioni nella gestione che possono provocare la responsabilità dirigenziale. E qui, diciamo così, la responsabilità dirigenziale, noi sappiamo bene, può arrivare, giusto per fare un esempio, non mi dilungo, alla revoca dell'incarico dirigenziale, no? Che è assistita da forme di tutela specifiche davanti al giudice amministrativo, davanti al giudice ordinario dopo la privatizzazione del pubblico impiego. Allora qui il coinvolgimento della Corte dei Conti andrebbe quantomeno armonizzato, ecco, in questo circuito della responsabilità dirigenziale, proprio perché, per fare un esempio, l'attivazione di questa forma di responsabilità non è legata a parametri normativi certi e ben definiti. Quindi l'estensione di questo tipo di controlli probabilmente comporterà intanto l'esigenza di definire in un corpus normativo più definito che disciplini meglio tutti questi controlli sulla gestione affidati alla Corte dei Conti, e poi armonizzarla rispetto alle altre funzioni e nei circuiti in cui la Corte dei Conti verrebbe attivata. Ma dal punto di vista delle sezioni regionali anche l'incidenza possibile già allo stato attuale e in prospettiva del controllo sulla gestione mi pare sia, rispetto ai controlli di legittimità e regolarità dei conti, anche nella proporzione tra le due forme di controllo svolte dalle sezioni regionali, mi pare sia proprio la relazione affidata
al dottor Giovanni Guida, primo referendario della sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, a cui cedo con grande piacere la parola e ringrazio di aver accettato il nostro invito. Grazie, ringrazio anch'io gli organizzatori per l'invito e ringrazio anche i colleghi che mi hanno preceduto in questa sessione, in particolare la professoressa Cavasino, il professor Rivosecchi e il collega Di Lecce, perché hanno fornito le coordinate di sistema all'interno di cui inserire queste mie brevi considerazioni che vorrebbero provare a mettere in evidenza, partendo anche dall'esame di alcuni casi pratici, lo spazio che trova nell'ambito dell'attività delle sezioni regionali di controllo e quello che possiamo individuare come controllo referto sulla gestione e come questa specifica attività possa operare in sinergia, a mio avviso, con le altre funzioni intestate alle sezioni regionali di controllo. Questa analisi, come dicevo, presuppone e secondo me è fortemente orientata dalla considerazione dell'evoluzione che è stata appunto ben delineata negli interventi che mi hanno preceduto, della operatività delle sezioni regionali di controllo che hanno, come oggi abbiamo visto, una vita abbastanza recente se teniamo in considerazione i primi esempi di collegi regionali di controllo che hanno cominciato a operare nel 97 e poi, ecco, qui richiamando quanto è stato già detto negli interventi precedenti, le cui tappe fondamentali non possono che vedersi nella legge 131 del 2003, che risente dell'impostazione anche delle leggi 19 e 20 del 94, e il passaggio poi, l'inversione, possiamo dire in un certo senso, di tendenza che si ha, come visto oggi più volte, con il decreto legge 174 del 2012 e tutti questi passaggi normativi e l'influenza che hanno avuto sulla concreta operatività delle sezioni regionali di controllo erano stati già colte dalla Corte Costituzionale nella sentenza 60 del 2013, che appunto delinea le tappe di questa evoluzione normativa e in particolare pone poi forse le basi per la successiva evoluzione di cui io adesso qui richiamerei soltanto l'esito più attuale, perché appunto viene in un certo senso a perimetrare l'ambito di analisi su cui mi vorrei maggiormente concentrare, e quindi mi limito a richiamare la recentissima pronuncia 80/2021 della Corte Costituzionale, che nel riprendere la precedente sentenza 18 del 2019 delinea in modo netto il paradigma della funzione di controllo di legittimità e regolarità, e su questa base anche la riflessione della più recente dottrina, anche qui richiamo il professor Rivosecchi, per delineare questo percorso di giurisdizionalizzazione dell'attività di controllo, giurisdizionalizzazione che viene illuminata anche dalla giurisprudenza delle sezioni riunite in speciale composizione, che ha ricostruito i tratti, il perimetro in cui opera l'attività questa specifica attività delle sezioni regionali di controllo, delineando un sistema giustiziale in unico grado che opera sulle bisettrici delle funzioni costituzionali riconosciute dagli articoli 100 e 103. E questo paradigma di controllo, alla luce di questo paradigma di controllo, si trovano a operare le sezioni regionali, e la brevissima evoluzione che ho
che ho prima richiamato, leggendo in successione le norme e collegandole ai principi su questi elaborati dalla Corte Costituzionale, vediamo come da una operatività iniziale in via di estrema approssimazione, data anche l'ora, delle sezioni regionali incentrate sul modello del referto di gestione, quindi del controllo di gestione, si delinea una progressiva invece estensione e ampliamento dell'ambito di controllo di regolarità, legittimità. E io adesso lo affronto da un punto di vista pratico dell'operatività delle sezioni. A questa prima linea di tendenza si affianca, come noto, un susseguirsi di interventi normativi che intestano alle sezioni regionali di controllo una serie eterogenea di controlli. Richiamandone soltanto alcuni, dal controllo sui rendiconti dei gruppi consigliari, ai controlli sui bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai controlli preventivi e successivi di legittimità, a cui sono connessi ancora i controlli sui frontespizi dei funzionari delegati operanti nelle regioni, a tutto l'ambito dei controlli sulle partecipate degli enti territoriali, al controllo sugli atti di conferimento incarichi di collaborazione, spese di rappresentanza, acquisti di beni e servizi previsti dalla legge 208 del 2015, la materia dei controlli sulle spese elettorali. Infine, senza nessun fine di esaustività, la certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati nei contratti integrativi aziendali prevista dal decreto legge 91 del 2013, oltre naturalmente alla più volte oggi evocata anche attività consultiva. Questi due elementi tra loro concorrenti, quindi da un lato il delinearsi di una tipologia nuova di controllo che in via di estrema approssimazione definirei come paragiurisdizionale, riprendendo le categorie oggi approfondite, affiancato al riconoscimento di controlli previsti, il cui svolgimento è espressamente previsto per legge, come questi che vi ho adesso sommariamente richiamati, ha portato in via di fatto a un progressivo restringimento del campo di operatività e delle risorse che le sezioni regionali di controllo possono destinare all'attività di controllo sulla gestione. E questo fenomeno emerge anche dall'attività di programmazione che viene fatta dalle sezioni regionali di controllo, in cui spesso si può leggere della mancanza di risorse operative per poter avviare attività ulteriori di verifica, come appunto l'attività di referto sulla gestione. E forse pur nella approssimazione del dato, un indice in questo senso può essere rilevato dall'esame del numero delle deliberazioni adottate dalle sezioni regionali di controllo. Prendendo in via esemplificativa l'ultimo quinquennio, quindi dal 2017 al 2021, in banca dati risultano più di 17.000 delibere adottate dalle sezioni regionali di controllo. Tra queste, più di 9.000 riguardano l'attività che possiamo far rientrare nel paradigma del controllo di legittimità e regolarità, a cui si aggiungono più di 2.000 delibere relative all'attività consultiva e circa 100 invece sono
le delibere riconducibili lato sensu al controllo sulla gestione. E diciamo, da uno spoglio anche qui ancora più approssimativo che ho potuto condurre, diciamo, una trentina di queste 100 sono riconducibili pienamente nel paradigma del controllo sulla gestione, come anche prima illustrato, evidenziato dal collega di Lecce. E diciamo, quindi il paradigma individuato anche nella sentenza 29 del 95 della Corte Costituzionale. Naturalmente questo dato quantitativo sconta la profonda diversità che caratterizza i due tipi di attività, anche dal punto di vista sia delle risorse da impiegare che anche della prospettiva temporale, in quanto il controllo sulla gestione è ancorato a fenomeni di più ampio respiro rispetto al concretizzarsi di un controllo di regolarità sul singolo rendiconto, ad esempio, di un ente locale. Però nonostante queste difficoltà che sto appunto richiamando dal punto di vista pratico, scorrendo i referti approvati in questo quinquennio considerato, hanno avuto un livello significativo di approfondimento e soprattutto un taglio molto trasversale. In via esemplificativa richiamerei ad esempio l'indagine sull'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche che hanno sede nella Regione Liguria, svolto nel 2017 dalla sezione Ligure, e la relazione del 2018 sul controllo sulle compartecipazioni erariali nei rapporti Stato-Regione Valle d'Aosta nel periodo 2012-2016, con particolare riguardo all'attività di accertamento e di riscossione dell'IRPEF, e il referto del 2020 sul sistema di finanziamento ed organizzazione dell'Università di Cagliari relativo a 3 annualità della gestione di questo Ateneo, i referti sempre del 2020 realizzati dalla sezione regionale di controllo per il Veneto in relazione al stato di avanzamento e esecuzione dei lavori per la realizzazione della superstrada pedemontana veneta, e quello, il referto relativo agli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia e sull'operatività del MOSE, nonché la recentissima relazione del 2021 della sezione regionale di controllo per il Lazio sulla gestione dei servizi informatici nel sistema sanitario della regione. E da ultimo, per dare conto, diciamo, del campo ampio in cui spaziano questi referti, gli approfondimenti svolti dalle sezioni regionali dell'Abruzzo, della Basilicata e della Valle d'Aosta sul funzionamento dei centri per l'impiego, che poi si inquadrano queste attività in un più ampio esame condotto a livello centrale dalla sezione centrale controllo sulla gestione, che è esitato in un apposito referto approvato con deliberazione 16 del settembre 2021. Quindi questo strumento di analisi e di approfondimento che può essere esercitato dalle sezioni regionali, quindi continua a mantenere una sua indubbia funzionalità e per la trasversalità delle gestioni che possono essere esaminate, e a mio avviso è possibile fare anche un ulteriore passo in avanti, nel senso che questo strumento risulta fortemente attuale e di interesse per le sinergie, come dicevo all'inizio, con le altre funzioni di controllo intestate alle sezioni regionali. E per inquadrare questa possibile sinergia, appunto, volevo rapidissimamente citarvi
alcuni esempi. In primo luogo, facendo riferimento a un'esperienza relativa alla Regione Lombardia e alla, appunto, nei controlli finanziari operati dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia e in sede di giudizio di parificazione, è emerso un ruolo assolutamente ritlevanante e peculiare rispetto ad altre realtà regionali degli organismi regionali, quindi delle società regionali, nel perseguimento delle politiche regionali. Ruolo cardine che è già riconosciuto nello statuto anche della Regione e che, come emerso appunto dall'analisi condotta in sede di parifica, ha come precipitato il fatto che significative risorse regionali vengono gestite appunto da questi organismi. Calandoci, diciamo, nel momento in cui è stato predisposto questo referto, siamo nel 2017, per avere un'idea delle grandezze, posso ricordare che in quell'anno la Regione aveva trasferito agli organismi partecipati regionali circa 670 milioni di euro, di cui più del 60% alle società in house. E proprio partendo dall'assunto emerso appunto in sede di giudizio di parificazione della rilevanza dello strumento societario nel perseguimento dei fini istituzionali della Regione, la sezione ha approntato un'attività di controllo sulla gestione partendo dalla principale società regionale che è la finanziaria regionale Fin Lombarda. E in questa attività di gestione, di controllo sulla gestione, è stata volta alla verifica dell'utilizzo e del grado di efficienza nell'utilizzo dei fondi regionali la cui gestione appunto la Regione affidava alla finanziaria per il perseguimento di varie finalità. Si tratta di interventi volti allo sviluppo regionale, alla erogazione di finanziamenti agevolati, quindi fondi di rotazione anche destinati a questo scopo, e l'attività di gestione, di analisi della gestione, ha portato alla verifica che risultavano attivi circa 200 interventi di questa natura, quindi la società finanziaria gestiva circa 200 fondi regionali, e quindi è stato fatto un'attività di verifica anche a campione sulle modalità di gestione e di erogazione di questi fondi, e sempre appunto per avere un'idea delle dimensioni esaminate, a fine 2017 la società gestiva circa 1,6 miliardi di euro di fondi regionali. Dall'analisi condotta, diciamo, in contraddittorio e in collaborazione con le strutture regionali, è emersa la sussistenza forse di una quota di questi fondi che non trovavano immediato utilizzo, e quindi la sezione a conclusione dell'attività sulla gestione ha indicato come appunto possibile esito diciamo come attività correttiva per la Regione
il richiamare nel bilancio della Regione una parte di queste risorse e la Regione si è diciamo, immediatamente conformata all'indicazione della sezione regionale di controllo ed è stato possibile per la sezione verificare l'attività correttiva posta in essere da parte della Regione in sede del successivo giudizio di parificazione. Questo quindi in questo esempio viene a delineare appunto un percorso di possibile sinergia tra controlli aventi natura diversa e quindi anche complementarietà, perché consente attraverso l'attività di referto di controllo sulla gestione di acquisire elementi utili poi al successivi controlli, specie il giudizio di parificazione, che è dotato invece di una finestra temporale abbastanza concentrata e che quindi non consente, diciamo, per sua natura approfondimenti di questa natura. Sempre rimanendo, diciamo, all'esperienza della Regione Lombardia, posso ricordare come questa attività iniziata in relazione alla finanziaria regionale è stata poi portata avanti dalla sezione andando a esaminare le gestioni e facendo degli specifici referti anche su altre società regionali da ultimo anche, diciamo, è proseguita negli anni, l'ultima, diciamo, deliberazione che si innesta in questo percorso riguarda la nuova società Aria SPA con la delibera 61 del 2021 di aprile 2021. E anche in questo caso l'adozione di specifici referti sulla gestione degli organismi regionali, mi riferisco in particolare al precedente referto sul Lombardia Informatica, aveva portato anche in questo caso all'adozione di immediate misure di adeguamento da parte della Regione con l'avvio di processi di diffusione e quindi di razionalizzazione dei costi con dei costi di struttura delle società regionali e quindi, diciamo, c'è stato anche in questo caso possiamo dire, un immediato seguito, un'immediata ricaduta dell'attività di controllo effettuato dalla sezione regionale e anche in riferimento alla verifiche ex post sull'esito dell'attività di controllo sulla gestione, anche in questo caso sono state poi effettuate in sede di giudizio di parificazione e in sede di esame dei piani di razionalizzazione approvati dalla Regione. E lo stesso modello di analisi è stato seguito in Abruzzo, sempre anche qui in riferimento alla società finanziaria regionale FIRA, e qui sottolineerei soltanto un aspetto relativo, ecco, sempre a queste possibili sinergie. In particolare è stato oggetto di approfondimento dell'analisi sulla gestione la gestione di un fondo costituito con legge regionale e il cui finanziamento attraverso acquisizione di credito bancario era stato effettuato dalla società con la garanzia della Regione. Questo ha portato a una sorta di ribaltamento nel corso degli anni di questo indebitamento direttamente sulla Regione e che è stato, il cui esito è stato poi verificato in sede di parifica. Quindi avviandomi alle conclusioni,
volevo evidenziare come il controllo sulla gestione, pur con le difficoltà connesse, diciamo, all'operatività attuale e all'ampio spazio che deve essere riconosciuto alle funzioni di controllo di regolarità finanziaria, alla luce dei principi anche, diciamo, e dell'elaborazione della Corte, dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale, il controllo sulla gestione può e dovrebbe essere recuperato come strumento di supporto di queste funzioni intestate alle sezioni regionali di controllo, anche perché permette, e con questo concludo, anche l'utilizzo di strumenti di indagine abbastanza, diciamo, di significativo impatto, come ad esempio quello previsto dall'articolo 30 della legge 161 del 2014, che consente alla Corte e diciamo, a tutte le sue articolazioni di controllo di chiedere dati economici e patrimoniali a tutti gli enti e organismi partecipati da amministrazioni pubbliche. Questa norma quindi consente alle sezioni regionali, diciamo le sezioni di controllo della Corte, di poter effettuare un'analisi sulla gestione che incide molto effettiva, perché consente ecco, di andare a verificare, come ricavabile anche dagli esempi che ho fatto prima, elementi relativi alla concretezza dell'attività e il grado di efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. E il ricorso a questo strumento consente altresì di dare concretezza agli insegnamenti anche delle sezioni riunite in speciale composizione, quando indicano che il controllo di regolarità deve essere incentrato, anche deve essere parametrato sui dati più recenti disponibili, quindi che deve essere attualizzato, e forse il recupero anche dell'attività di controllo sulla gestione consente più facilmente questa attualizzazione e questa concomitanza del controllo. Grazie. Grazie, ringraziamo veramente il dottor Guida per questa relazione molto interessante che ha messo a fuoco dal punto di vista delle sezioni regionali i rapporti fra controllo sulla gestione e controlli di legittimità e regolarità dei conti. È interessante notare che, dovendo affrontare il tema del controllo sulla gestione, il dottor Guida è partito dai controlli di legittimità e regolarità dei conti. Evidentemente questo conferma che le diverse tipologie che ha richiamato di controllo sulla gestione, che si intrecciano con altre tipologie di controllo affidate da una stratificazione normativa nel corso del tempo alle sezioni regionali, sono più difficili anche da inquadrare, quindi quasi la definizione viene più semplice definendo come categoria residuale a contrario, o in qualche modo ciò che residua nell'attività della sezione regionale rispetto a quelli che sono ascrivibili ai controlli di legittimità e regolarità dei conti, come peraltro confermano i dati che ci ha riportato il dottor Guida. Se ho appuntato bene, su 17.000 delibere delle sezioni regionali negli ultimi 5 anni, più di 9.000 delibere sono ascrivibili ai controlli di legittimità e regolarità dei conti e soltanto 100 a forme di controllo di gestione. Questo è un dato abbastanza impressionante su quanto il controllo sulla gestione sia rimasto sullo sfondo, perlomeno a livello periferico, e su come appunto l'attività, perlomeno delle sezioni regionali, negli ultimi anni sia stata largamente assorbita dal controllo di legittimità e regolarità dei conti, il che spiega in parte anche l'orientamento
che ricordavo prima dei rappresentanti delle istituzioni regionali che sono intervenuti nella sessione precedente, così come a questo riguardo è particolarmente esemplificativo il caso che ci è stato riportato, se ho ben capito, in riferimento all'esperienza della Regione Lombardia, un caso di significativa sinergia tra controllo, diciamo, sulla gestione nella forma del controllo referto e controllo di legittimità e regolarità dei conti nella forma del giudizio di parifica, perché gli elementi acquisiti nel corso dell'analisi dell'istruttoria che ha impegnato la sezione regionale sono stati poi gli elementi utilizzati in sede di giudizio di parificazione per arrivare appunto ai risultati che ci sono stati ricordati. Anche questo, come dire, plasticamente mette in rilievo come ci sia, guardato perlomeno dal punto di vista della regione, dell'autonomia regionale, un elemento di forte, come dire, sinergia, in questo caso positiva. Ecco, però intanto verrebbe da chiedersi dal punto di vista dell'efficacia del controllo sulla gestione cosa avrebbe fatto la Regione Lombardia, lo chiediamo al dottor Toturiello, poi ce lo racconterà a cena, cosa avrebbe fatto la Regione Lombardia se tutto questo materiale non fosse confluito nel giudizio di parificazione. Che tipo di obbligo ne sarebbe conseguito, quale sarebbe stato l'esito di questo controllo lasciato soltanto nella forma del controllo sulla gestione, 1, e 2, qual è il rapporto fra questi due tipi di attività di controllo della sezione regionale che, come abbiamo visto nella sessione precedente, richiedono indiscutibilmente il rafforzamento quando si va in sede di giudizio di parifica delle garanzie procedimentali, direi processuali, se accediamo alla tesi della natura assimilabile a quella giurisdizionale, comunque che pone questi problemi di garanzia e che è richiesto dalle stesse autonomie regionali. L'ultima relazione è affidata al dottor Gianluigi Massullo, direttore dell'area delle risorse finanziarie della Regione del Veneto, dal quale cedo volentieri la parola. Grazie professore, ringrazio anch'io tutti, innanzitutto la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative, vi ringrazio di cuore. Ringrazio la Corte dei Conti per avermi dato questa possibilità di essere oggi insieme a questo consesso di alta levatura, e soprattutto l'emozione è sempre forte quando sono di fronte al Presidente Carlino e al Presidente Buscema, perché diciamo che ci si conosce da un po' di tempo e quello che diceva stamattina la dottoressa Locci parte da lontano, non si arriva per caso a certi risultati, quindi il lavoro fatto oggi, portato avanti dalla dottoressa Locci con grande pragmatismo, lucidità, intelligenza istituzionale, è il lavoro che hanno portato avanti, solo per citare gli ultimi presidenti, ovviamente il dottor Pilato, il presidente Pilato, e la presidente Calacciura Traina, che sempre ricordo con grande affetto, oltre che con grande apprezzamento professionale. E mi onora essere anche di fronte al nostro procuratore evangelista, che è stato sempre una guida. Io vorrei, siccome sono un economista, quindi non voglio farvi perdere tempo, perché non sarebbe neppure nelle mie corde, nella mia capacità, parlare se il controllo di gestione concomitante come è orientato costituzionalmente, se quindi scomodiamo i vari articoli della Carta Costituzionale per capire se si armonizza, se contrasta. Abbiamo già sentito, e lascio quindi ai professori di diritto costituzionale questo tema. Noi siamo invece nell'agone, io e il buon amico Turturiello ci conosciamo da tempo perché eravamo commissari Copaf entrambi nel 2009, e quindi noi siamo un po' quelli che si devono sporcare anche le mani per cercare di trovare questo connubio, no? Questa felice collaborazione istituzionale. E devo dire che la concomitanza è su vari piani, perché se ognuno di noi vestisse un abito rigido, soprattutto con la complessità attuale, poco andremmo distanti. Ho letto con molto interesse il suo articolo, dottor
Rivosecchi sulla Corte dei Conti ai tempi del recovery plan. Ecco, penso che l'emergenza ci deve insegnare qualcosa. L'anno scorso, proprio in questi giorni, il presidente Luca Zaia decise, oltre di darmi, come da anni, la direzione finanziaria, mi chiese anche di occuparmi della direzione generale della sanità, nel momento forse pandemico peggiore, perché la seconda fase forse è stata ancora peggiore della prima. Ricordo le centinaia di morti che si contavano purtroppo erano veramente momenti difficilissimi, quindi diciamo che avendo dovuto vestire diversi abiti, penso che la felice collaborazione nell'interesse sempre del cittadino, perché parliamo di bene comune quando parliamo di bilanci, ma nei bilanci non parliamo solo di spese, ma parliamo anche di utilizzo della leva fiscale, che è un'altra grande responsabilità, perché guardiamo sempre spesso solo alla spesa, ma la responsabilità di come anche recuperare risorse attraverso la leva fiscale è una responsabilità ancora più grande, no? Nel momento in cui... E quindi in effetti qui in Veneto io ho sempre visto una grande veramente collaborazione istituzionale nel rispetto dei ruoli di ciascuno e soprattutto nel rispetto della terzietà e anche del ruolo di giudice, di procuratore, di controllore. Però ci ha consentito di fare cose importanti. Prima si parlava nei referti, ci sono 2 referti che citava, uno sulla Pedemontana Veneto e l'altro sulla salvaguardia della Laguna di Venezia, non 2 cosine di poco conto. Ecco, e tutto questo si riesce a fare grazie a questi magistrati e ai loro funzionari istruttori e anche un po' alla collaborazione che noi dobbiamo dare come operatori e senza irrigidirci in categorie logiche o giuridiche. Io sono testimone di questa collaborazione che fuori, dentro, all'atere di una parifica, il presidente Zaia ci ha dato sempre un dogma: essere collaborativi. Già dal 2016 il nostro sistema di gestione contabile e anche amministrativo è in visualizzazione della Corte, della sezione di controllo. Ma non solo questo, ricordo alcuni temi specifici ma anche delicati. In vista di una parifica, l'importante contributo che ci ha dato la sezione di controllo nell'approcciare le cosiddette gestioni liquidatorie della sanità ante riforma. Bene, l'intelligenza anche politica di un'assemblea consiliare che decide di porre mano a strumenti legislativi senza andare a riordinare la legge di contabilità così, ma chirurgicamente sul tema del disavanzo, chirurgicamente sul rientro di alcune partite, quindi una collaborazione che va su vari piani, non solo amministrativo ma anche legislativo. Quindi solo se si riesce a lavorare tutti assieme su tutti questi piani, penso che tutti quanti noi come civil servant possiamo fare il bene del nostro azionista di riferimento. Io dico sempre siamo una società a partecipazione pubblica, l'azionista è il cittadino che poi è lavoratore, imprenditore, contribuente, soggetto fragile e quindi questa collaborazione con la sezione di controllo, con la sezione giurisdizionale. Io ricordo veramente la disponibilità del presidente Carlino nel momento in cui il codice di giustizia contabile va a toccare un tema delicatissimo che è quello degli agenti contabili, il prezioso lavoro che si è fatto, ovviamente sempre nel rispetto appunto dei ruoli di ciascuno, che ci ha aiutato anche sul fronte della parifica, quindi anche sul fronte della sezione di controllo. Quindi penso che veramente se vogliamo fare bene il nostro lavoro, noi come tecnici che ci dobbiamo sporcare le mani per mandare avanti le cose, ma tutti amministratori, assemblee legislative, organi di controllo, è giocare una onesta partita in squadra, secondo scienza e coscienza. E ripeto, leggere l'articolo suo su questo momento congiunturale, dove viene chiesto a tutti i livelli di governo perizia, cioè nel capire e interpretare il momento e quindi come porre in atto delle politiche economiche, sociali, anticicliche, che vincano il momento congiunturale. La partita del PNRR, ma attenzione, c'è la nuova programmazione comunitaria 21-27, dove sono in ballo
quattrini importantissimi che si aggiungono a quelli PNRR, e quindi tutti quanti noi, anche nel momento in cui andiamo a cofinanziare, perché se non si cofinanzia non si riesce comunque a portare a casa le risorse e ad innescare quel volano e quindi anche quel fattore moltiplicativo, no? Che porta sui territori poi benessere per tutti, comporta un grande senso di responsabilità. Dicevamo che cos'è il controllo di gestione. Bene, allora sappiamo tutti, la 241 ha aperto a questi grandi principi: efficacia, efficienza, economicità. Però sappiamo, perché io oggi avevo preparato un intervento e lo lascio agli atti, è una mia relazione dove cerca di mettere un po' a sistema diverse cose, anche un po' per il mio trascorso come commissario COPAF della ex COPAF istituita a Valle della 42 e anche come collaboratore sempre in rappresentanza delle autonomie locali in SOSE sui fabbisogni standard. E ricordo appunto quando siamo partiti come COPAF col presidente Antonini, quando parlava di linguaggio, di lingua comune di contatto, che è quella che poi cerchiamo un po' tutti i santi giorni, tutti, non solo sul tema dell'attuazione del federalismo, ma un po' su tutto, trovare quindi quel linguaggio comune, tecnico, metatecnico, ecco. Ricordo appunto l'importanza di quello che quel giorno, è vero Antonello, il dottor Grisolia, che voglio ricordare perché a maggior ragione non c'è più, e il dottor Grisolia e il dottor Biagio Mazzotta, che era ispettore capo del bilancio, oggi Ragioniere Generale dello Stato, ci disse: si farà il federalismo se prima si armonizzano i bilanci. E perché? Perché quando parliamo di controllo di gestione, e diceva il professor Rivosecchi quanto complesso, complicato, difficile è, se non partiamo da una lingua comune di contatto che cerca di standardizzare, di confrontare, e ricordo che il problema, diciamo la verità, non era armonizzare comuni e province, perché io mi ricordo, perché sono del 68, ma ho già 27 anni, un po' di esperienza alle spalle, e mi ricordo con Antonio Giuncato la riforma del testo unico degli enti locali, ma ricordo ancora prima il decreto legislativo 77 del 95. Ai comuni, alle province, quindi al comune anche di 100 anime, con questi provvedimenti legislativi fu calato addosso il Planning Programming Budgeting System, d'accordo? Quindi uno sforzo enorme di pianificazione, programmazione, perché solo se pianifichi e programmi forse controlli qualcosa, d'accordo? E quindi ricordo il piano esecutivo di gestione, poi declinato in piano obiettivi risorse. Perché obiettivi e risorse? Perché c'era un'altra riforma che è quella delle performance e quindi delle valutazioni dirigenziali e non solo. Quindi tutte queste cose messe a sistema, per non parlare poi del bilancio di mandato e quindi del rendiconto sulla legislatura, sul mandato amministrativo di un sindaco o di un presidente di provincia, l'armonizzazione lì già c'era stata. Il problema vero era l'armonizzazione soprattutto delle leggi di contabilità regionali. E obtorto collo si cedette, ecco perché ricordiamoci, oggi parliamo di autonomia, ma quanto autonome erano le regioni allora, in virtù di un obiettivo importante, il federalismo. Il federalismo, oggi parliamo di autonomia differenziata, ma continuiamo su quella linea perché stiamo spasmodicamente tutti, quelli che hanno buona volontà nel servire il cittadino, cercando di trovare dei meccanismi per efficientare la spesa, per razionalizzarla, per ottimizzare l'impiego delle risorse che sappiamo essere, in quanto bene, scarse per definizione. E quindi ecco perché oggigiorno, e il mio intervento cerca un po' di mettere in linea che cosa, quando parliamo di valutazione dell'efficienza nella pubblica amministrazione, ricordando anche i principi che anche il presidente Carlino ci ricorda, no? Attraverso la tutela dell'equilibrio di bilancio, la Corte dei Conti diventa primario garante del nucleo essenziale dei diritti sociali, la cui protezione è un aspetto indefettibile del nostro ordinamento costituzionale. Ma la Corte Costituzionale ce lo ricorda anche lei, ci sono tante pronunce della Corte Costituzionale e della Corte dei Conti, oltre alle delibere, quindi alle pronunce amministrative non giurisdizionali della Corte, dove ci ricordano
che è importante standardizzare, essere chiari, perché nella comunicazione, anche dell'armonizzazione, noi ci stiamo sforzando da 10 anni sempre per fare in modo che questo sia veramente un risultato finale per il cittadino, che bisogna anche un po' sburocratizzare per essere chiari e intellegibili. E quindi ben venga appunto la possibilità di fare in modo che un mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità siano rese trasparenti in modo chiaro. Ecco, quindi le regioni ci stanno come ci sono sempre state per rendere chiarezza. Ripeto, hanno ceduto e come su quei tavoli in virtù di un bene più grande, però volevo anche ricordare, perché siamo di fronte alla Corte dei Conti, la Corte dei Conti, i temi dell'efficienza e della qualità, perché attenzione, non si parla così, cos'è l'efficacia, l'efficienza, l'economicità? Ci sono parametri, come ricordava il dottor Di Lecce, quantitativi e qualitativi che vanno indagati, perché se non abbiamo poi un set di indicatori e di target chiari, di controllo di gestione ne possiamo parlare a iosa. Ecco, io ricordo sempre con il dottor Biagio Mazzotti, in uno degli ultimi convegni prima della pandemia, eravamo ospiti a Genova, ecco, della regione, quando parlavamo dell'Agenda 2020 e della sostenibilità in tempi non sospetti, d'accordo? Quindi è bene dotarsi di tutto quel set, di quella cassetta degli attrezzi, per cercare su tutti questi fronti, ormai tantissimi, di avere pochi ma chiari indicatori, target e poi un'organizzazione che deve correre dietro alla macchina, perché la tempestività di misurare per sapere per tempo le cose, per poter mettere in atto azioni correttive è determinante, perché di controllo di gestione possiamo anche uccidere gli enti e il paese, perché il controllo di gestione, ricordo, costa non solo perché costa come strumentazione, ma costa anche come risorse umane e tempo che si deve impiegare. Quindi perciò poche cose chiare, ecco. E quindi importanti sono i programmi di controllo annuali della Corte che ci danno la bussola sulle priorità. Già nel 2020, giustamente il tema dell'attualità, della pandemia, attenzione, le risorse sono scarse, bisogna utilizzarle e ottimizzarle al meglio. Ma ancora di più nel programma 2021 si ritorna su questi concetti che vogliono anche un'attenzione alla qualità dei servizi. Ecco perché parlo anche di federalismo e autonomia differenziata. Perché? Perché ovviamente la qualità sta anche nell'indagine che si fa sui costi standard, sui fabbisogni standard, sulle capacità fiscali standard, cose che messe insieme comunque bisogna ben dosarle per non avere addirittura effetti controproducenti o addirittura anche irrazionali o fuori controllo. Quindi ci vuole molta scienza, ecco, e quindi ben venga il lavoro prezioso della CTFS, la Commissione Tecnica Fabbisogni Standard, o SOSE, su funzioni essenziali, non essenziali, perché ormai abbiamo tutti bisogno di parametri su cui misurare la qualità dei servizi e quindi, essendomi occupato di sanità nel momento emergenziale, so quanto importante è. E quindi LEA, non LEA, sono questioni che vanno a incidere sulla salute delle persone, sulla pelle, sulla carne. Ecco. Sì, concludo dicendo che è utilissimo, anche perché l'ho letto con grande interesse, questo lavoro della Corte dei Conti, le prime analisi sulla qualità della spesa dei comuni. Io mi sono occupato di comuni, di province e adesso mi occupo anche di regioni. Ma è importante questo sforzo grande di analisi che va ad indagare su questioni che riguardano, oltre all'amministrazione generale, la polizia locale o il tema dei rifiuti, cercando anche di capire anche attraverso indici semplici, perché a volte anche solo fare dei confronti di spesa pro capite ci aiuta. Io ricordo quando mi occupavo di fabbisogni standard, la domenica mattina correvo a fare footing con mio padre che voleva che gli spiegassi gli algoritmi. Lui capiva bene la spesa pro capite, d'accordo? Quindi dobbiamo cercare di utilizzare veramente questi strumenti cum grano salis, facendo cribum,
facendo selezione, perché altrimenti a volte utilizziamo dei bazooka per sparare ai moscerini. Poi quando dobbiamo sparare al mammut abbiamo la carta moschicida. Ecco, quindi il contributo è a disposizione di coloro che fossero interessati. Io però, sempre a testimonianza della grande efficienza che stiamo dimostrando, è vero Antonello, in questi anni, noi lo sforzo che è stato fatto dalle regioni, e ho riportato anche degli istogrammi che cercano un po' anche di ricostruire tutte le norme che si sono stratificate negli anni, che hanno comportato manovre e hanno comportato quindi sacrifici in termini di proprio di saldi e l'andamento quindi della spesa delle regioni ha dimostrato addirittura un picco nel 2019 di 20,3 miliardi di euro. Tutto questo non deve essere vanificato. Per fortuna, guardando anche altre statistiche che metto a disposizione sul contributo, oltre che delle regioni, ma anche proprio del conto consolidato delle regioni, su due elementi: redditi lavoro dipendente e consumi intermedi, su prestazioni sociali anche in natura, vediamo un forte, decremento in termini reali di questi aggregati di spesa. E con soddisfazione vediamo che anche l'Italia, nel confronto, quindi non solo le regioni, nel confronto europeo, può dimostrare una riduzione dell'1,9% sul PIL per quanto riguarda proprio il settore delle autonomie. Quindi io vorrei solo dirvi che, chiudo ricordando anche, perché il Presidente Draghi ci sta dando alcune indicazioni che già nel 2008 con lungimiranza sul federalismo e l'autonomia dettavano una roadmap che è attualissima. E quindi la collaborazione può produrre solo effetti moltiplicatori. Quindi leale, costruttiva collaborazione, e ovviamente noi siamo della partita e non possiamo non essere, altrimenti faremo un altro lavoro. Ecco. Grazie. Ringraziamo il dottor Masullo per questo intervento a tutto campo in cui ci ha ricordato il rapporto fra autonomia, il nesso strettissimo fra autonomia e responsabilità, l'esigenza di proseguire, completare il processo di armonizzazione dei bilanci per arrivare a strumenti di costruzione, di misurazione univoca dei flussi in entrata e in uscita, e il grande tema del completamento del passaggio ai costi standard, che è un nodo essenziale per l'attuazione dell'articolo 119 dell'autonomia, su cui anche le audizioni della Corte dei Conti, sezione autonomie, hanno più volte, che erano ricordate anche stamani, hanno più volte posto l'attenzione. Ecco, sui fabbisogni standard, se a modo, attendiamo notizie dalla commissione tecnica che lei più volte ha avocato, quella istituita presso il MEF, perché il processo pare che sia purtroppo ancora ben lungi dal compiersi ed è un tassello fondamentale per garantire l'effettiva attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Non credo che, vista l'ora tarda, ci sia nessuno che abbia intenzione, il coraggio, soprattutto la forza di intervenire dopo una lunga giornata di questo tipo, quindi io ringrazio di nuovo tutti i presenti, il Presidente Carlino, il Presidente Ciambetti, il Presidente Buscema, che vedo per la disponibilità e per la presenza, per l'attenzione con cui hanno seguito i nostri lavori, a testimonianza appunto dell'attenzione delle istituzioni, delle altissime istituzioni. Vedo davanti a me il Presidente Buscema che rappresentano, e auguro a tutti voi buona serata. Dichiaro sciolti i nostri lavori.